Finalmente siamo arrivati all'appuntamento del Santo Natale e alle nostre sacre rappresentazioni. È un presepio che abbiamo fortemente voluto quest'anno per tentare di ritornare un po' alla normalità in virtù di questa problematica Covid. Siamo riusciti a superare le problematiche del decreto Natale. Purtroppo abbiamo dovuto sacrificare la sacra rappresentazione, però mantiene inalterata il clima, l'atmosfera e la suggestione di questo nostro presepio che con grande passione una ventina di volontari hanno costruito partendo dallo scorso mese di settembre, arrivando come sempre puntuali al Santo Natale. Genti di tutte le sorti e da tutti i villaggi si adagiano in qualunque possibile rifugio. E per Maria, prossima al parto, non c'era luogo adatto a lei. Nel nostro presepio la Sacra Famiglia è impersonata da una vera famiglia. Quest'anno saranno 6 le famiglie, sono tutti di San Biagio quest'anno e hanno il loro bambino nato negli scorsi mesi, quindi è per noi una gioia riuscire effettivamente ad avere anche a rappresentare la Sacra Famiglia una vera famiglia della nostra comunità pastorale. Quindi questa è una grande soddisfazione. All'interno del presepio si alterneranno circa un 300 figuranti durante le 6 rappresentazioni, questa sera sono presenti circa 120-130 figuranti. È stato un grande lavoro, un grande sforzo, fatto con gioia, con soddisfazione, con la conduzione del nostro parroco Don Mirko, che ci ha sempre dato un grande sostegno, un grande aiuto, e quindi siamo veramente contenti oggi di essere qua su questo campo sportivo a impersonare, a rappresentare e a ricordare la nascita di Gesù. Faremo 6 rappresentazioni, il 2, il 6, il 9 e il 16 di gennaio. Quindi tutti avranno la possibilità di poter arrivare a San Biagio per ammirare questa notte di luce. Speriamo che sia una notte vera, una notte di speranza e che riusciamo a sconfiggere questo benedetto Covid e tornare alla normalità.